Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive del Marietto Veneziano. Anche oggi abbiamo questa possibilità alle 11:20 come ogni giorno, ma in futuro sarà più ristretto questa possibilità di poter fare delle domande al Marietto gratuitamente. Poi sapete che se volete degli approfondimenti chiaramente potete prenotarvi il vostro consulto sia del Legare che al Marietto Veneziano tramite, tramite 20 euro 45 minuti. Insomma, questa è la cosa. Bene, vi ricordo anche i soliti appuntamenti. Abbiamo venerdì sera 21:15 il The Garda nella sua piattaforma e poi chiaramente lunedì prossimo sempre il The Garda. Poi vi ricordo anche che abbiamo due gruppi Face, il gruppo di casti sacerdotali e il gruppo di radionica, radioestesia, tarologia ed ermetismo. Intanto saluto anche gli amici, il nostro amicissimo Pierluca. Bene, ciao Pierluca, grazie di averci salutato. Vi ricordo anche che abbiamo questi due gruppi Face che vi potete iscrivere gratuitamente. In più abbiamo anche il nostro sito, il sito del Capitano, il sito del capitano.intervista.org dove ci sono più di 20 book fatti dal 2015 al vostro Marietto Veneziano, poi si è aggiunta il De Garda e per il momento sono stati scaricati più di 175.000 scusate, ebook. In ogni book ci sono parecchi circuiti radionici e quadranti radiostesici, quindi questa è una grande possibilità in modo gratuito. In più abbiamo una sezione shop, una pregiata sezione shop dove potete acquistare il ciondolo magico per 150 euro più 10 euro di spedizione. In più si possono aggiungere dei programmi che chiaramente devono essere sempre valutati attraverso una consulenza. In più, per i più esigenti, per quelli che vogliono qualcosa di più, cioè di diverso, non di più, perché non è che qualcosa in più o in meno, di diverso, ci sono i vari riti propiziatori per il benessere, per il lavoro, per le industrie, per le fabbriche, per l'amore, insomma, abbiamo una paletta di riti propiziatori importanti, però prima per poter valutare bisogna sempre fare un consulto per vedere poi dove si va a parare. Bene, quindi avete questa possibilità qui. In più, come vi ricordo che ogni giorno alle 11:20 il vostro Marietto è con voi per le sibille interattive gratuite. E vedo già che c'è parecchia gente che si è unito. Vi ricordo che se però fate sempre le stesse domande ogni giorno, il Marietto chiaramente o il The Garden non rispondono, saltano oltre, devono essere domande di persone che chiaramente non l'hanno già fatta, che sono nuove, perché vogliamo dare a tutti la possibilità di avere una risposta gratuita. Quindi per quelle persone che hanno già fatto una domanda e sono già state soddisfatte, vi consiglio di aspettare un po' per lasciare spazio anche alle altre persone, alle altre persone che chiaramente mm, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' di rispondere a qualcuno. Vediamo Luigi. Luigi ci chiede, allora, vediamo Luigi. Luigi ci chiede del 76 si sblocca l'amore, grazie. Allora, Luigi, da queste poche informazioni si capisce che sei solo in questo momento, sei solo in questo momento e quindi almeno se non mi dici altro, parto da quel presupposto che in questo momento sei solo, non c'è nessuno, però se c'è qualcuno dacci più informazioni, è un po' scanna come domanda, però va bene, eh? Va bene perché Luigi è nuovo, eh? Chiediamo al pendolino se per Luigi si sblocca la situazione.
Ma sembra di sì, Luigi, eh? Effettivamente sembra che la situazione si sblocchi. Adesso vediamo un po' con le sibille. Se Luigi. Allora, per Luigi, vediamo un po' se si sblocca. Ma vedo che c'è entusiasmo, sei un tipo forte, vedo che ti dai da fare, c'è qualche porta aperta. È una bella sibilla, sei un tipo forte, Luigi, sei un tipo che vedi, queste sibille qua ci indicano che sei una persona che si dà da fare, che insomma non ci sono tutte le porte chiuse, c'è qualcosina di importante. Vediamo un po'. Per il nostro Luigi. Eh, ma guarda Luigi, vediamo un po' le sibille cosa ci dico. Beh, nel passato qualcosa c'è stato, tu sei ancora innamorato di una vecchia fiamma, si vede nel passato. Sei anche un tipo fortunato però vediamo che c'è stato qui qualcuno che ti spiava nel passato, ti seguiva, insomma non era dalla tua parte. Vedo però che insomma non c'è stato, sei anche un tipo molto, come si suol dire, non coriaceo, ma diciamo costante, no? Però vediamo che appunto c'è stato un piccolo problema di qualcuno che ti spiava. Poi nel presente vedo, ci sono state comunicazioni da lontano, però ti vedo triste, ti vedo in un certo senso affranto, devi aver avuto una brutta notizia ultimamente, negli ultimi tempi, da lontano, qua. E si vede appunto che il sentimento fisico è incominciato un pochettino andare in cantina, come si dice. Nel futuro io vedo che avrai grande slancio, grande volontà, vedo qua, però ci sono delle situazioni ancora pesanti. Nei prossimi mesi non sarà tutto oro quello che luccica, Luis. Devi in un certo senso armarti di pazienza perché ti sentirai solo, avrai dei momenti di nervosismo e via dicendo. Poi io adesso Luigi non so se sei sposato, però io vedo apparire una donna sposata nel futuro e vedo che l'aneli, cioè tu aneli o a una situazione familiare oppure proprio una donna che ha avuto avrà dei figli. Quindi se conosci una donna con dei figli oppure sei divorziato, però vedo che nel futuro tu incomincerai a pensare a una persona che avrà e incontrerai molto probabilmente una persona che ha dei figli. Però ci saranno delle incomprensioni, poi ci sarà qualcuno che dirà tutto e il contrario di tutto. Quindi riassumiamo un po', nel passato sicuramente c'è stato qualcosa di importante per te e vedo anche che tu sei innamorato di una persona del passato, nel presente hai avuto una comunicazione che ti ha fatto male, una lettera da lontano che ti ha un po' indebolito a livello sentimentale. Tu sei un tipo molto operoso che si dà, che non si nasconde dietro nulla, però vedo che in futuro ti sentirai solo e avrai attimi di un pochettino, non dico depressione, ma diciamo che sarà un periodo come un funerale. Poi vedo che incomincerai a pensare a qualcuno, ma molto probabilmente è una persona già che ha dei figli. Ci saranno però delle incomprensioni nel futuro. Vi ricordo che le sibille vanno massimo 6-9 mesi, poi proprio con più fortunati 12. Il finale come sarà? L'esito, perché l'importante è l'esito poi, no? Vedo superbia, viaggio. Nel finale vedo che ci sarà un cambiamento in cui tu mh, diventerai più aperto, ti lascerai andare di più, o dovuto a un viaggio, oppure proprio a un cambiamento in cui metterai un po' in cantina l'orgoglio. E vedo che ci sarà un test. Quindi io non vedo proprio adesso arrivare una nuova fiamma, qualcosa di importante per te. Però anzi vedo più che altro nei prossimi tempi delle problematiche non sentimentali, che ti sentirai solo. Magari avrai un sogno di una persona che ha già dei figli
però ci sono delle problematiche importanti da risolvere, vedi? E allora avrai un cambiamento e tornerai ancora alla carica molto probabilmente con qualche persona, però attento che sarai vagliato tipo un esame, ci sarà un esame nel futuro per conquistare una donna. Quindi non vedo, le sibille non mi danno un'indicazione che ci potrebbe essere dietro l'angolo una persona valida, una persona con cui costruire un futuro solido. Bene, andiamo alla prossima. Mm? Abbiamo la nostra Rosalba. Mm? Abbiamo la nostra Rosalba che ci chiede: buongiorno, troverò lavoro? Perché fra un po' gli finisce il lavoro. Rosalba di che anno è? È del 57. Vediamo un po' se la nostra Rosalba del 57 troverà un nuovo lavoro. È difficile Rosalba, è difficile. Non è facile, Rosalba non è facile. Vediamo il nostro Rosalba se trova lavoro. Il pendolino mi mette un po'. Allora, vedo che c'è nervosismo, vedo che tu hai delle aspettative, dei sogni di un lavoro che magari facevi già nel passato, però vedo che c'è gente che dice tutto e il contrario di tutto. Il taglio non è estremamente incoraggiante, vediamo un po'. È difficile, però qualcosina sembra che esca. Guarda Rosalba, la situazione è così. Adesso, nel passato vedo che hai anelato al lavoro, avevi una bella conversazione, insomma non era poi malvagio. Poi sembra che è entrato in scena qualcosa che ha rubato la tua tranquillità e il tuo lavoro, vedi? Cioè nel passato poi non era male, certo c'era qualcosa underground, clandestino che si lavorava, però tutto sommato ti vedo che eri sempre speranzosa. Sei una donna speranzosa, Rosalba, vedo che sei forte, però vedo abbattimento morale anche dovuto a una donna, cioè molto probabilmente c'è qualcuna, no, che ha fatto in modo che appunto, come dici tu, sta per finire il lavoro e insomma ti senti un po', ma come dice sempre Marietto, non si può intervenire, cioè si può intervenire quando le stalle sono, cioè la vacca è scappata dalla stalla, in modo metaforico, bisogna anche intervenire a livello magico, a livello esoterico, quando si sta bene, no? E infatti qua si vede una linea in cui molto probabilmente nel passato si stava piuttosto bene, ma adesso nel presente la situazione è veramente difficile, vedi, ti vedo giù abbattuta moralmente, una nemica ti attacca, la disgrazia, un grande cambiamento. Però tu sei una donna forte, che si dà sempre a fare e cerchi un contratto, vedi, vuoi un contratto o perché Elimineo è la carta del contratto del buon affare e ti vedo che speri sempre che venga questo contratto. Sicuramente nel futuro avrai un ritorno a qualcosa che hai già fatto e che ti piace tanto, vedi, la vecchia signora è sempre qualcosa a livello lavorativo che si era già fatto alle grazie di cuore, quindi sembra che adesso è il periodo più brutto e poi sembra che trovi qualcosa, però attenzione, attenzione perché non è l'esito ci lascia un po', vedi, freddezza, dottore, tu che piangi, qualche giovane che magari ti vuole aiutare, qualcuno, quindi molto probabilmente adesso è una fascia più brutta, più difficile e poi vedo che in futuro troverai sicuramente qualcosina perché ti darai da fare molto probabilmente qualcosa che hai già fatto e poi vedo invece, vedi, l'esito che ci fa capire che la situazione ci sarà freddezza, qualcuno che cercherà
di aiutarti anche nel nuovo lavoro, perché qualcosa sembra che esca, no? Qualcosa che hai già fatto, però vedi che ti vedo piangere. Allora, come si potrebbe interpretare questa Sibilla? Si potrebbe interpretare con il discorso che molto probabilmente adesso è il periodo più brutto, poi sicuramente riuscirai a trovare qualcosa di interessante che hai già fatto e ti trovi bene e ti piacerà pure, e poi purtroppo nasceranno dei problemi e resterai un po' amareggiata. Quindi, Rosalba, mi raccomando, resisti. Vediamo un po'. Vediamo un po'. mm, allora, c'è la nostra Barbara. Barbara, vediamo un po' la nostra Barbara cosa dice. La nostra Barbara dice: buongiorno, vorrei sapere se la mia privacy è meglio avere una casetta, insomma, quel paese lì, oppure in quell'altro. E la nostra Rosalba ringrazia, grazie Rosalba, fa sempre bene un bel ringraziamento. Quindi la Barbara, se ho capito bene, è una situazione che vuole sapere. Allora, io rispondo solo a una, poi magari un altro mese fai l'altra domanda. Vediamo se la tua privacy nel primo paese a Gignot, no? È, come si dice meglio, per la privacy. E la nostra Barbara è dell'83. Ma per la privacy non è male. A, a Gignot. Perché è una doppia domanda questa, no? E adesso sapete che Marietta risponde solo a una domanda. Vediamo un po'. Oh, scusate. E ora. Marietta risponde a una domanda. Vedo che c'è entusiasmo. Nel primo Gignot, lì come si dice poi, no? Scusate la pronuncia, vedo che c'è entusiasmo, c'è tanta allegria, è una casa sicuramente, Barbara, che insomma non dispiace, non dispiace, è una casa che ha delle belle, la zona almeno, buone vibrazioni, almeno il taglio ci dà queste indicazioni. Sì, no, no. Ma guarda, diciamo così, perché è complessivo, se voi sapete che va a massimo un anno. Allora, vedo che, insomma, c'è un po' di abbattimento morale nel passato, ragionamento per cercare questa casa qua. Nel presente vedo che teoricamente lì ci potrebbe essere anche, vedi, qualcuno che potrebbe aiutarti. Certo, in quella zona ci potrebbero essere segreti, ma dei bei guadagni. Vedo che tu sospiri, c'è dell'energia buona qua e vedo che potresti ricevere dei messaggi, perché si sta parlando di una zona e quindi vedo che c'è anche degli affari, quindi vedi la stanza degli affari è sempre più positiva. Beh, diciamo che a parte la disgrazia, magari qualche segreto, ma ogni zona ha le sue caratteristiche, no? Però diciamo che qui non si vede una stesa negativa, sebbene l'esito per quella casa, vedo, Amatrice, tu spereresti di più, ci potrebbero essere degli abbattimenti morali per la Agignon. Quindi diciamo non ci sono proprio sibille pesanti, sibille che fanno dire oi oi oi, speriamo che quella casa lì la prendano altri, anzi vedo addirittura che nel presente c'è vicino a te qualcuno di importante che potrebbe, e poi sembra quasi un ritorno, sembra quasi qualcosa che ti piacerebbe o hai già vissuto come simile, quindi diciamo, certo per la privacy vedo che c'è gente che dirà tutto contrario di tutto e che ci potrebbe essere un po' di malcontento, però dopo tutto è una zona che sicuramente
è interessante. Non vedo proprio carte da brivido, non vedo carte negative al massimo, perché dovete fare solamente una domanda inerente solo a una soluzione. Bene, passiamo alla prossima e vediamo un po'. Vediamo un po'. E vedo che c'è la nostra Elisa, che penso che si chiami Elisabetta. Elisabetta, vediamo che deve avere dei problemi con la suocera, che è lei del 56 è la ex suocera. Vediamo un po'. Ma sì, potresti incominciare ad avere un avvicinamento alla suocera. Vediamo un po'. La nostra amicizia. Ai Elisabetta, che carte pesanti. Vedo che c'è una situazione piuttosto pesante ancora. Vedo che insomma la domanda è lecita perché chiarire. Lì si è detto di tutto, di più, di tutto. Insomma, proprio incandescente la situazione. Quindi il taglio non è che lascia presagire qualcosa di gelosia. Però ma guarda, Elisabetta, vedo un po' la situazione incandescente, vedi gelosia, poi sembra che sia nato per qualche problema, qualche lusinga per del denaro, però tu sei una donna volonterosa, Elisabetta, e che cerchi un accordo e sembra che attualmente ci sia questa possibilità. Attualmente c'è uno spiraglio che va nella direzione giusta, però attenzione che sembra che sia spiata, quindi sembra un ritorno a delle vecchie amicizie, anche perché vedo che c'è un gran signore che cerca di ricucire in segreto le cose. Però vedi, il problema, vedi, è legato molto a del denaro. Vedi, denaro, messaggio, tu che speri, però c'è la disgrazia. Vedi, sembra quasi che la situazione non sia estremamente positiva, perché vedi, il denaro ti arriverà un messaggio in cui tu speri, poi c'è una disgrazia. Sembra quasi una ricucitura, no? Che poi dopo di nuovo nascono dei problemi, anche se c'è un gran signore che cercherà di mediare, nascono dei nuovi problemi per via di una questione di materia, sembra quasi materiale, vedi qua. Quindi c'è un aggancio, adesso c'è la possibilità di ricucire, però dopo, vedi, ci sarà di nuovo una freddura, poi ancora un ritorno, magari qualcuno in modo segreto cercherà di riunirvi, però vedi, denaro, messaggio, tu che speri, poi c'è la disgrazia. Sembra quasi che dopo un po' che ritorni a ricucire questa amicizia, nasca di nuovo, ricucito tramite anche l'aiuto di una persona importante, di una persona grande, nasca di nuovo una diatriba, un blocco importante. Oh, questo nel raggio di 3-6 mesi, massimo 9, perché vediamo subito qui il denaro, un messaggio, riceverà un messaggio che tu sei speranzosa, però denaro, ma potrebbe essere una materia, un aiuto, qualcosa. Quindi sì, qui adesso attualmente c'è questa possibilità, no? Di ritornare a ricucire un patto, però poi vedi queste carte qui, il vedovo, no? Che sembra quasi che ci sia una freddura, quasi un cimitero, no? Una cosa brutta, e vedo anche qualcuno che vi spia, tu cerchi un ritorno, forse lo avrai, vedi, questo aiuto in modo segreto a una persona grande, ma poi questo aiuto che potrebbe, sembra quasi che che tu aspetti un aiuto materiale, cade nel vuoto, per la disgrazia. Sembra una cosa un po' così. Almeno le Sibille danno questa indicazione. O un aiuto materiale o anche di consigli, questo non è questione solo perché il denaro contiene anche dei buoni consigli.
Esatto, la nostra, ho visto io qua. La nostra Elisabetta ci dice il problema è che è aperto le porte che hanno voltato alle spalle. Eh sì, Elisabetta. Bene, cari amici, vi ricordo, non fate sempre le stesse domande perché il marietto non risponde, no? Quindi è inutile che alcuni fanno sempre le stesse domande. Vi invito, se volete, un consulto privato, sapete come contattarmi, cari amici, o il Degard, il numero lo vedete qui sotto scorrere, costa 20 euro, 45 minuti. Bene, cari amici, abbiamo fatto la nostra mezz'oretta, grazie a compagnia e alla prossima, ciao.